La FIDAL regionale, guidata dal presidente Cristian Zovico, ha scelto la provincia di Treviso e in particolare la bella cornice del ristorante Antica Postumia di Vedelago per tenere a battesimo un'iniziativa che mancava e di cui molti sentivano la necessità. Una festa dell'atletica interamente dedicata ai master, che diventasse anche un momento di condivisione e approfondimento delle tematiche del settore. Il bilancio è sicuramente positivo sia per la partecipazione, sono stata veramente molto contenta, poi sono stata contenta anche della presenza del consigliere nazionale Gerardo Vaiani Lisi, responsabile del settore master, degli altri consiglieri componenti della commissione master, quindi Pavei, Tagliapietra e Baudalia, e del nostro presidente Zovico. E adesso andiamo alla cena. Ciao! A fine marzo andrà in scena la classica cerimonia di premiazione dell'intero movimento, ma intanto il 19 febbraio a Vedelago la ribalta è stata interamente dedicata agli atleti over 35, il simbolo di un'atletica senza età e dalla sconfinata passione. Al fianco di Zovico c'era l'intera commissione master della FIDAL regionale, presente anche il consigliere nazionale con delega per i master Gerardo Vaiani Lisi, che ha sottolineato l'importanza del movimento veneto e annunciato alcune novità che promettono di imprimere una svolta sotto il profilo della visibilità e dell'attenzione al variegato mondo master. Una su tutte, un portale web interamente dedicato agli over 35. È una realtà che sicuramente non è numericamente ancora esplosa a numeri importantissimi, ma che ha una base non trascurabile e che naturalmente siamo convinti che possa crescere nel tempo. Questo perché riteniamo che dando le giuste attenzioni si dia il presupposto a società che sono già attive in questo ambito di essere ancora più protagoniste e invogliare anche le altre società più concentrate sulle categorie giovanili a capire che anche l'attività master può essere un'utilità in più nel loro contesto. Una cinquantina i premiati, provenienti da tutta la regione, con spazio anche al Nordic Walking agonistico, disciplina da poco entrata nella grande famiglia dell'atletica. Sono veramente soddisfatto che il comitato abbia avuto questa iniziativa e spero che abbia un proseguo e spero che le gare master abbiano la possibilità di aumentare, perché è vero che è una passione, ma lo spirito poi competitivo non muore mai. È stata una bella serata e secondo me è molto bello in quanto è anche c'è la possibilità di coinvolgere più persone di diverse città, pur essendo nella stessa regione, che spesso non ci si vede o ci si incrocia molto velocemente. Verso la fine del 1995 la società master che si è formata a Belluno mi ha chiesto di far parte e con molto entusiasmo ho partecipato. Poi man mano noi siamo cresciuti come società, come elementi, come risultati e non ultimo io sono veramente soddisfatto del mio risultato dello scorso anno quale campione europeo di salto con l'asta Master 75. Votati infine i due atleti master dell'anno, il trevigiano Andrea Meneghin e la padovana Emma Mazzenga. Saranno ufficialmente incoronati a fine marzo nella festa globale dell'atletica veneta.